Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Questa mattina si è verificato un incidente in via Salvatore Carnevale al Civico 24 nella frazione palermitana di Falsomiele che ha portato un giovane di 21 anni a essere ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Nello scontro sono stati coinvolti uno scooter Honda SH con 2 giovani a bordo e una Smart guidata da una ragazza di 23 anni rimasta illesa. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha annunciato che domani, 16 marzo 2023, alle ore 11 verranno consegnati i lavori per l'ampliamento della via Fontana Rossa, che rappresenta la strada di accesso all'aeroporto e al parcheggio P6. L'obiettivo di questo intervento è quello di migliorare la funzionalità dei collegamenti tra la città di Catania e lo scalo aeroportuale, come previsto dal master plan realizzato dalla SAC. I carabinieri di Floridi hanno arrestato un uomo di 39 anni, accusato di aver maltrattato e percosso una donna insieme ai figli minorenni durante la loro relazione. Dopo aver esaminato i referti medici, i militari hanno raccolto prove che indicano numerosi episodi di insulti, minacce e percosse che l'uomo avrebbe commesso nei confronti della donna e dei minori per circa 2 anni. Primavera in anticipo in Sicilia, almeno per la giornata di domani, 16 marzo 2023. Nessuna allerta meteo comunicata dalla Protezione Civile regionale, scongiurato infatti ogni possibile rischio. I siciliani potranno godere di una parentesi di sole degna di nota, che accantona il maltempo e le condizioni meteo avverse. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania, Agrigento e Siracusa, con massime di 17 e di 18 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10.